Cari telespettatori, ben ritornati con noi anche in questo appuntamento serale con i nostri ospiti, i nostri esperti, per affrontare una delle tantissime tematiche di attualità, andando nello specifico naturalmente. Ci rivolgiamo alle tante imprese del territorio, tanti imprenditori, artigiani, piccole e grandi commercianti, operatori del settore turistico e del terziario, insomma quella che è la compagine produttiva del nostro territorio. Molti di voi ci hanno anche scritto, ci hanno sollecitato ad affrontare sempre temi nuovi, quindi non dibattere solo di politica fine a se stessa. Noi infatti in ogni volta, in ogni puntata sviluppiamo una tematica. Questa settimana nuovamente supportati da Confcommercio Veneto, che ci dà un po' gli input, gli stimoli e anche il materiale, vogliamo dibattere delle questioni relative alle reti di impresa. Se ne è parlato nei temi, nei ritrovi, nei consessi anche a livello nazionale, moltissimo la Camera di Commercio di Milano per esempio, quindi in Lombardia si è già cercato di attuare un certo tipo di progetto, ma poi in Veneto c'è stato uno studio molto attento, c'è stato un congresso che ha visto partecipi anche degli studiosi, dei docenti universitari, e la rete di impresa potrebbero essere una soluzione per uscire dalla crisi. Noi questa volta lo poniamo come punto di domanda perché c'è stato già un incontro tra la categoria del commercio, turismo e servizi a livello regionale e i candidati alla regione del Veneto, quindi un'opportunità di confronto c'è già stata. Adesso noi abbiamo sempre le rappresentanze e i candidati presenti della politica, abbiamo anche i tecnici che operano costantemente e rappresentano questo territorio, e vediamo se è una possibile via d'uscita. Partendo da un presupposto che siamo in un momento sempre di difficoltà, il nostro paese non si capisce bene, un giorno sì un giorno no, forse è uscito dalla recessione, tutto con un punto di domanda, perché oggi sembrano esserci, anzi già da ieri, qualche notizia migliore con dei dati più positivi, però la spesa pubblica è ugualmente elevata. Abbiamo 827 miliardi 146 milioni di spesa pubblica nel 2015, pari al 50,5% del PIL, con un calo di soltanto 0,6 punti rispetto all'anno scorso. Quindi con una spesa pubblica così imponente, pesante e nessun tipo di miglioramento effettivo come avrebbe dovuto essere secondo le previsioni attuate anche da Cottarelli, ovviamente anche per le regioni ci sono dei problemi che ricadono poi naturalmente sulle imprese e sul territorio. È vero, non è vero? Vediamo di parlarne insieme. Io intanto vi presento prima tutti i nostri ospiti qui presenti, poi incominciamo con un servizio introduttivo ed entriamo via via nella materia. Allora, ci sta per raggiungere Edison Mariva, che è consigliere delegato di Confcommercio Veneto, tra un po' arriverà, però intanto abbiamo Marco Micheli, presidente Confturismo e Federalberghi del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Silvia Fogolin, candidata del PD Lista Moretti, grazie anche a lei. Di professione, lo dica perché sono interessanti anche le vostre professioni, non siete qui per caso. Sono un knowledge manager. Che vuol dire? Mi occupo della conoscenza e dell'ampliamento, diciamo così, del valore della conoscenza, quindi i saperi attraverso l'incremento di valore dei saperi medesimi. Lei ha collaborato con Tiziano Treu, tra le altre cose. Tra le altre cose, sì. Poi Donatello Cecchinato, Indipendenza Veneta, commercialista, grazie anche a lei di essere qui con noi, quindi conoscitore delle dinamiche delle imprese e delle problematiche relative. Giuseppe Pan, candidato della lista ZEA Lega Nord, sindaco da diverso tempo per il comune di Cittadella, tra l'altro insegnante di professione. Insegnante, più anche conosco bene l'impresa in quanto di famiglia ho sposato la meccanica, diciamo, mettiamola così, ecco. E poi in un territorio che piccola impresa meccanica, quindi le conosce bene. Domenico Menorello della lista Tosi, buonasera. Ben arrivato anche a lei, professione avvocato, quindi in questo caso sì. Però servono anche gli avvocati, perché vedremo, per creare queste reti di impresa, perché c'è un bel litigare. E poi Rinaldo Verardo, 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, sempre candidato, controller industriale. E quindi lei le zampette dentro le realtà imprenditoriali ce le ha da un po' di tempo e conosce bene le dinamiche che hanno fatto affondare alcune imprese, galleggiare altre, poi ci dirà anche se alcune hanno già vinto con qualche strategia, per cui di questo se ne intende bene. Okay. Grazie anche a lei. Allora, detto questo, vediamo il nostro primo contributo. 4 le maggiori economie, nell'ordine Germania, Francia, Italia e Spagna, mostrano il segno più.
Per una volta però il principale traino non viene dalla locomotiva d'Europa. Deludendo le aspettative della vigilia, Berlino ha registrato una frenata della crescita allo 0,3%. A rialzare la testa sono stati i paesi cosiddetti periferici, oltre al più 0,9% già registrato dalla Spagna, e senza dubbio l'Italia a sorprendere. Con il più 0,3% il bel paese festeggia il ritorno alla crescita dopo ben 5 trimestri. Non solo, per un risultato migliore bisogna risalire al più 0,4 di ben 4 anni fa. Merito, secondo l'Istat, della buona performance del comparto agricolo e di quello industriale. Detto questo, io vorrei vedere, anche, chiedo quindi della regia, anche il secondo contributo per capire, per spiegare ai nostri telespettatori cosa stiamo dicendo, cioè reti d'impresa, di che cosa si tratta. Quindi vediamolo anche insieme, che ci aiuta già a capire meglio alcune dinamiche. Il tessuto imprenditoriale italiano è composto per il 95% da micro, piccole e medie imprese che da sole faticano a competere con le grandi aziende europee e a colmare il gap dimensionale in termini di capitale, investimenti e ampiezza del mercato. Come affrontare dunque la sfida verso il futuro? Una soluzione concreta è rappresentata dalla rete d'impresa come nuova dimensione per competere, puntando su cooperazione, sinergia e obiettivi condivisi, superando così un modello di business individualistico e frammentato. Quali sono nel concreto i vantaggi che è possibile ottenere attraverso le reti d'impresa? Innanzitutto una maggiore competitività e un incremento della produttività. Le imprese che si organizzano in reti possono condividere conoscenze e competenze per sviluppare una maggiore potenzialità innovativa e infine razionalizzare i costi di gestione aziendale. E cosa serve per fare rete? Bisogna semplicemente trovare altre imprese con cui collaborare e sottoscrivere insieme uno dei diversi contratti che permettono di formalizzare l'aggregazione. Scegli la tipologia che ritieni più adatta alla tua rete. Puoi decidere in base agli obiettivi, alla durata del contratto, alla governance e alle possibili agevolazioni fiscali. Cosa aspetti a fare rete? Dai una nuova dimensione alla tua impresa. Eccoci qua, questo è stato un po' a livello di slogan, però insomma per semplicizzare al massimo di che cosa stiamo parlando. Io direi di partire da lei, Presidente. Ci delinea, visto un po' il filmato, il contributo iniziale che dava una panoramica forse meno con la faccina triste del nostro paese, però anche là non riusciamo mai a capire veramente come stanno le cose. Vediamo nel Veneto come stanno, perché Confcommercio ci dà un quadro un po' diverso. No, se chiede la mia personale sensazione, il Paese è uscito dalla recessione, perché i dati ormai sono univoci. Non possiamo pensare di uscire dalla recessione con tassi di crescita né americani né cinesi. Quindi questo è il nostro andazzo, insomma. Però diciamo che il tunnel, dovremmo essere verso la fine del tunnel e incominciare a vedere un po' di aria fresca. Tenga presente che questa crisi è durata dal 97, sono 8 anni. La grande crisi del 29, che sempre viene additata come la più grande crisi economica di tutti i tempi, è durata 2 anni negli Stati Uniti. Quindi questa è stata una crisi dilaniante, una crisi che ha distrutto tessuto economico, produttivo e nel mondo ovviamente del commercio. L'Italia esce da questa recessione, le imprese italiane escono da questa recessione, ma anche tutti gli italiani ovviamente, stremati dopo aver consumato fino all'ultima energia per riuscire a restare a galla. Molti non ce l'hanno fatta e un pensiero deve andare ovviamente anche a questi, senza andare ai casi eclatanti che purtroppo si sono verificati molto spesso qui nel Veneto, ma anche al caso semplicemente di chiusura di imprese. Ogni chiusura di un'impresa sul territorio è un vulnus per la società nel suo complesso. Le imprese che sono riuscite a resistere, le imprese che ci sono ancora, sono qui col fiato corto ovviamente, vedono la fine della crisi, hanno bisogno di sentire un supporto e un appoggio per poter dare il loro contributo alla ripartenza del sistema paese. Voi sapete che il sistema bancario, io ogni volta mi scontro spesso e volentieri con i rappresentanti del mondo bancario, mi dicono come in miliardi di euro li abbiamo qui disponibili, abbiamo fatto un plafond speciale per questo, un plafond speciale per quello, eccetera, siete voi che non venite a chiedere i soldi. Ah, addirittura, cioè sì. Siete voi che avete... Ma dal loro punto di vista non hanno neanche tutti i torti. Dopo aver negato il credito sostanzialmente per 5 anni, l'imprenditore ormai si vergogna perfino ad andare a chiederlo. Io credo che questa situazione nel giro di qualche mese, il segnale che le banche sono di nuovo disponibili ad ascoltare passerà per la maggior parte delle persone e quindi si ripartirà anche in quel punto lì. Quello che è molto importante, e non è perché la psicologia è molto importante,
è un segnale chiaro nei confronti di questi imprenditori sopravvissuti, diciamo, signori, si riparte, siamo tutti insieme, siamo tutti uniti, la politica deve dare un chiaro segnale, siamo con voi per quello che può fare la politica, qui siamo in sede regionale ovviamente, ma dal comune alla regione, salto le province perché ormai è un livello intermedio che è saltato, e il governo devono dare dei segnali precisi. Se posso permettermi, c'è una bellissima osservazione che è nata una trentina di anni fa, non mi ricordo da che premio Nobel, assolutamente, ma che per me è diventata una legge dell'economia. L'aspettativa di inflazione genera inflazione. L'aspettativa di successo genera successo. Quindi il segnale che dobbiamo dare a tutto il sistema, ma anche ai nostri collaboratori, è: signori, la crisi è finita. Adesso ci rimbocchiamo le maniche tutti insieme. Con le giuste strategie. Ognuno fa la sua parte senza sottrarsi alle responsabilità, né la politica né noi. Il Paese deve ripartire. Questo deve essere il segnale chiaro e preciso che deve partire, perché solo noi non ce la possiamo fare. La politica senza di noi, chiaramente siamo noi che muoviamo l'economia, non ce la può fare. Solo dall'unione sinergica di queste due cose si può far ripartire il Paese. Questo è assolutamente chiaro. Ecco, volevo chiedere, per quel che riguarda il settore turistico, c'è una visione un po' diversa? Perché noi siamo stimolati molto dagli operatori turistici e quindi, visto che ce l'abbiamo lei qua, abbiamo l'opportunità, cogliamo anche questa. Macchia di leopardo è la mia risposta, nel senso che... Come immaginavamo, perché non tutti sono felici. Esatto. Allora, il turismo è un altro universo a sé complesso. Il turismo comprende molti settori, io parlo di turismo allargato, sono presidente di Confturismo, di questo parlo. C'è il ricettivo, c'è tutta la parte della ristorazione, nel nostro mondo c'è la parte delle agenzie viaggi, c'è la parte dei gestori di arenili, c'è la parte dei campeggi. È un mondo molto complesso, che muove circa il 16% però del PIL regionale. È articolato. Ha subito anche questo ovviamente la crisi degli 8 anni, meno ne hanno sofferto le destinazioni più internazionalizzate ovviamente. I tedeschi hanno continuato ad avere i soldini in questi 8 anni, sono gli italiani che hanno subito un calo drastico. Le faccio il mio esempio personale: io ho un albergo al mare che aveva il 90% di clientela italiana, oggi ho il 10% di clientela italiana. Posso aggiungere che mi spiace anche molto. Quindi lei ha fatto una strategia immediata per poter recuperare? Io sono riuscito a riposizionarmi sul mercato, ma non perché sono bravo io, perché opero in una località che era già fortemente attrattiva per il pubblico straniero, per cui per me è stato facile, non ho neanche fatto fatica, voglio dire. Lei capisca che invece a Padova, siamo a Padova, l'albergo di Padova, al netto del fatto dell'osceno proliferare di strutture alberghiere, quelle che io chiamo quelle a bordo autostrada, quei cassellotti prefabbricati che sono sorti come funghi, perché quelli in buona parte imprenditori di altri settori, non fatti da albergatori. Sono investimenti. Ma gli alberghi rendono, facciamo un albergo, no? Hanno triplicato su Padova, parliamo di Padova, su Padova sono stati triplicati i posti letto alberghieri nel giro di una dozzina d'anni. Lei può capire che se c'erano tot alberghi 12 anni fa non è che è triplicata la domanda in 12 anni. Vicenza è un'altra località che quando c'era la Fiera dell'Oro di Vicenza mandava gente a dormire a Venezia, a Treviso. Oggi come oggi, quando c'è la Fiera dell'Oro, si va a dormire tranquillamente e serenamente a Vicenza, tanti sono i posti letto, ma quando finisce la Fiera dell'Oro però abbiamo dei tassi di occupazione che sono vergognosi. Vi do un dato perché è giusto anche dare i dati. Noi abbiamo Padova, Vicenza, Treviso che ronzano attorno al 30-35% di tasso medio di occupazione delle camere d'albergo. Cosa significa? Questo, Brava. Vi do questo altro dato, una catena internazionale prende in considerazione il prendere in gestione o l'acquistare un immobile alberghiero quando ha la garanzia di avere almeno il 66% di tasso di occupazione. Siamo alla metà di quello che viene considerato appetibile da una catena internazionale. Questo è il dramma nostro, cioè dove non c'è la possibilità, bravissimi miei colleghi di Verona, di Vicenza, di Padova, di Treviso, che sono riusciti a creare un po' di mercato per l'estero, attirando qualcosina di più di stranieri di quelli che erano prima, ma finché non riparte il mercato italiano, chiaramente le cosiddette città d'arte, il business, il noleggio delle sale per i convegni, queste cose
Chiarissimo, quindi abbiamo sottolineato anche l'aspetto errori degli imprenditori, valutiamo anche questi perché c'è una Questo componente... è stato, forse mi passa un po' più un errore della politica, perché no, l'imprenditore... infatti voglio anche, lei lo butta là perché dopo a loro cogliere, adesso vi do anche la parola. Sempre dal punto di vista tecnico è arrivato Edison Mariva, grazie di essere qui con noi, che anche a lei chiedo l'introduzione in modo che poi i nostri ospiti istituzionali, politici eccetera, che rappresentano poi la regione, chi dovrebbe andare in regione. Chiedo a lei, la situazione attuale ha un segno, come diciamo con il Presidente Micheli, positivo, con dei ma e dei se per quel che la riguarda? Perché anche lei è... Allora, io direi che mi permetto brevemente di dare due risposte, una di pancia della categoria e una di testa. Quella di pancia non ne può più di questa politica e dei politici. Ovviamente l'accusa non è nei confronti di chi si avventura, ci mancherebbe altro, deve ancora provarci, però non c'è, perché? Perché diciamo, la politica che abbiamo adesso è quella che per esempio non fa l'unica riforma che deve fare, pensa a cambiare il Senato, a cambiare la riforma elettorale, non pensa ad abbassare le tasse. Ora, se non abbassiamo le tasse, visto che siamo uno dei paesi con la tassazione più alta d'Europa, le imprese non hanno ossigeno, le famiglie non hanno soldi da spendere. E quindi i consumi non ripartono. Ma perché dobbiamo destreggiarci con questo minuetto delle riforme? Qui si parla di riforme, sono riforme di carta. E le riforme fatte anche al di fuori di quelle, diciamo, istituzionali, sono riforme che hanno bisogno di atti, di decreti, di documenti, che si faranno forse nei prossimi anni. Da noi incombe il pericolo dell'aumento dell'IVA. Nella riforma è stato fatto un bilancio per dire noi facciamo così, non premiamo solo gli italiani adesso, se ce la facciamo bene, altrimenti aumentiamo l'IVA al 22%. Ma non ha questa è di pancia. Al 25. 25, bravo, perfetto. Ecco, allora, questa è la valutazione di pancia che fa la base e in particolare quella del terziario di mercato, cioè del commercio, del turismo, dei servizi, ha un'ulteriore doglianza. Pensiamo alla nostra regione Veneto, ci sono i 545 milioni di euro della Comunità Europea del prossimo settennato. Di questi 545 milioni di euro al terziario di mercato spetta il 5%. Quando il terziario di mercato ha il 65% delle imprese, il 55% dei lavoratori, non solo, distribuisce salari in Veneto che sono quasi il doppio di quelli distribuiti dall'agricoltura e dall'industria messe insieme. Allora delle due l'una, o l'economia è falsa o la politica non l'ha ancora capita e non la vuole capire. Di testa, al di là dei numeri, diciamo i primi numeri confortanti, io credo che sia giusto l'atteggiamento di dire la crisi non c'è più. L'atteggiamento. L'atteggiamento, nel senso che l'abbiamo dimostrato. Il Presidente diceva che di fatto così è. Sì, perché è ottimista e fa bene adesso. È un imprenditore, Cioè, il problema è che è cambiato il mondo. Allora, o cambiamo noi, e non diciamo che cambino gli altri, come succede in Italia, oppure noi rimarremo in crisi. Ecco perché dico che dobbiamo avere l'atteggiamento che la crisi non c'è più, perché se mi muovo... A questo punto però mi ritorna l'ultimo ragionamento di pancia che è questo. Giustamente il Presidente Micheli parlava delle catene. Ora, le catene in Italia soffrono, ma perché non soffrono in Germania? Perché non soffrono in Cina? Perché non soffrono negli Stati Uniti? Evidentemente perché ci sono delle condizioni ambientali, politico, socio-economiche che consentono loro in quei paesi di fare quell'innovazione o di competere con quelle armi che qui non è possibile avere. E allora torniamo alla politica. Della politica abbiamo bisogno, ma di una politica diversa, che non fa le grandi opere per finirle come sappiamo, una politica che pensa alla res pubblica, una politica che forse tanti anni fa avevamo. Io mi auguro che in queste elezioni amministrative ci sia questa voglia, perché altrimenti nessuno viene a votare e non è giusto non votare, è giusto andare a votare, poter scegliere, poter capire chi ha in mente, ha nel cuore e nella testa l'interesse della collettività, che vuol dire imprese e famiglie. Chiarissimo. Allora, della politica c'è bisogno, ma vediamo che cosa si può fare concretamente. Andiamo in pubblicità pochi secondi e poi torniamo con i nostri ospiti che rappresentano la politica.